C'è una forte rottura nel consorzio dei serramentisti perché non possono mancare i valori professionali e etici di alcune aziende in Veneto. Alcuni produttori andranno a chiudere la loro produttività per andare ad acquistare e vendere prodotti made in Cina. In Alta Padovana scoppia la guerra del serramento ed è rottura all'interno del consorzio dei serramentisti del Cittadellese. All'origine della frattura la volontà espressa da 6 aziende di voler commercializzare prodotti provenienti dalla Cina. È una truffa bella e buona perché l'utente finale non sa realmente da dove arrivano i serramenti e noi come serramentisti non possiamo competere con questi prezzi e quindi quello che temiamo è un abbassamento delle vendite ulteriore e una chiusura sicura delle nostre attività. Cesare Chiurato per protesta si è dimesso dalla carica di presidente del consorzio. Tutto questo è vergognoso, dice, le norme in Italia parlano chiaro. Noi abbiamo delle certificazioni, abbiamo degli standard di costruzione che ci vengono dati dal Ministero e quindi non sappiamo cosa realmente viene posato nelle case dei nostri veneti. Questo è molto grave perché un serramento dura molti anni nelle nostre case, quindi noi respiriamo, tocchiamo un serramento che non sappiamo com'è prodotto. Sabato ci sarà una riunione straordinaria a rischio la sopravvivenza stessa del consorzio e intanto i serramentisti chiedono l'istituzione di un marchio veneto di prodotto. Noi chiediamo un'etichetta veneta per i nostri prodotti. Io voglio sapere da dove arrivano e chi lo produce e chi andrà a posarmelo. Questo come garanzia del prodotto. Questo come garanzia del prodotto per gli utenti finali. Dobbiamo dare una garanzia alle persone che vanno ad acquistare un prodotto.